In attesa di definire la rosa per la prossima stagione, la dirigenza cragantina, pilotata dal patron Giuseppe Deni, sta rassettando i quadri tecnici e societari. Infatti si registra la meritatissima riconferma per Matteo Colucci per la prossima stagione di Serie D 2023-2024. Infatti sarà ancora l'uomo immagine dell'Acregas nel mondo. Per quanto riguarda la parte tecnica, continua a involtirsi la colonia catanese. È stato affidato il ruolo di tecnico in secondo a Samuele Costanzo, classe 88, ex difensore di Ramacca, Catania e poi Rossanese, Modica e Atletico Leonzio, ma è stato anche capitano della primavera del Catania. Giovanissimo, ha intrapreso la carriera di allenatore e nelle prime stagioni alla guida del Mazzarrone ha ottenuto una serie di promozioni portando la squadra dalla prima categoria al sesto posto nell'attuale campionato di eccellenza Girone B. L'ultimo tassello riguarda l'incarico di club manager affidato a Giovanna Chimento. In passato è stata una calciatrice delle Aquile e Cammalatesi e da dirigente ha militato pure nel San Giovanni Gemini. Ha anche il patentino di allenatore. Prende il ruolo di club manager lasciato vacante da Stefano Frassetto, che per impegni di lavoro rimane ugualmente all'Acregas, ma con l'incarico di responsabile dell'area sanitaria. Confermati anche Gaetano De Caro, collaboratore di segreteria e giovanili, e Francesco Nobile, collaboratore dello staff tecnico.